Il ministro Salvini dovrebbe parlare di cose che conosce e questa evidentemente non la conosce e la usa in maniera propagandistica. Va dritto al punto, senza giri di parole, Giampaolo Sbarra, storico rappresentante dell'Associazione Docenti e Dirigenti Scolastici Italiani. Un limite, quello per gli studenti stranieri nelle classi, infatti, fissato già nel 2010 al 30% da una disposizione ministeriale. Un tetto comunque superabile, previa autorizzazione delle regioni in caso di situazioni di necessità. Date alla mano, il Veneto è una delle regioni italiane con maggior numero di giovani stranieri nelle scuole. L'11% delle classi, infatti, supera il limite del 30%. Dove c'è lavoro arrivano gli stranieri perché fanno lavori che anche noi non vogliamo fare e gli stranieri spesso hanno famiglia, se risiedono qua da lungo tempo hanno anche dei figli e quei figli sono la seconda generazione, che non sono italiani ma sono nati in Italia. Limite di stranieri nelle classi, un tema che porta con sé generazione dopo generazione specifiche distinzioni. Quando ci parliamo di stranieri dobbiamo porci la domanda di chi è lo straniero, perché in realtà se noi consideriamo gli studenti nelle scuole non nati in Italia, ne abbiamo una percentuale risibile perché siamo attorno allo 0,8%. 0,8%. Tutti gli altri stranieri in realtà sono nati in Italia e quindi perché sono di seconda generazione e hanno risultati scolastici anche molto diversi. Un tetto del 20%, una proposta, quella del vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, che porterebbe secondo i più a una vera e propria ghettizzazione. Se ogni scuola dovesse rispettare quel 20%, gli altri dove li mandiamo? O li mandiamo a casa di Salvini o facciamo dei ghetti, delle sezioni come dire solo di stranieri di prima o seconda generazione, cioè creiamo dei ghetti che poi ovviamente non riusciranno ad integrarsi.